Penso che viaggiare e restare curiosi verso il mondo sia un modo per scoprire se stessi e conoscersi meglio. Un modo per vederci attraverso gli occhi delle città e il suono dei paesaggi immersi nella storia. Quando siamo partite lo abbiamo deciso quasi in preda a un istinto, spinte dal desiderio di conoscere quanto più possibile. Ci siamo messe sulla giusta strada per farlo. Abbiamo lasciato sul comodino le nostre sicurezze, accanto alla sveglia, e messo nello zaino un po' di fiducia in noi stesse, accanto ai calzini. Volevamo creare nuove memorie, fotografie istantanee da appendere alla mente, percorrere un sentiero meno battuto, ma più incline ai nostri passi, scherzare un po' con il nostro senso di comfort, illuminare quegli spazi apparentemente vuoti per capire cosa ci nascondessimo dentro. Abbiamo scoperto delle persone più coscienti dei propri limiti, soprattutto quelli autoimposti. Ci siamo meravigliati dinanzi a tutte queste nuove scoperte. Ora so che anche i sorrisi sono frutto della conoscenza, se le permettiamo di cambiarci dentro.